Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Eccoci al consueto appuntamento del martedì alle 19. Ben ritrovati, spero insomma che la vostra settimana sia stata una buona settimana. Cos'è successo? Bene, mi rivedete? Okay, spero che insomma abbiate trascorso una buona settimana. Eccoci nuovamente quindi all'appuntamento. Vi ricordo che, è uno spazio gratuito aperto quindi a tutti perché possano avere, a turno, una volta ciascuno, insomma come minimo l'occasione di avere una risposta gratuita. Vi ricordo comunque che vi aspetto durante i colloqui privati, quindi se, avete necessità magari di un colloquio, di più tempo, perché chiaramente un colloquio privato dura circa 30 minuti, quindi abbiamo modo di affrontare le questioni che vi stanno a cuore e di analizzarle da più prospettive. Tra l'altro amo integrare durante quindi le letture e i consulti, oltre che le sibille, anche l'astrologia e quando occorre il pendolo. Quindi generalmente si ottiene una visione abbastanza completa della vostra situazione e della risposta che desiderate appunto conoscere riguardo agli eventi che si prospettano, ovviamente nella direzione da voi che vi sta a cuore, insomma, da voi caldeggiata, desiderata, bene, mettete tutti gli aggettivi che volete. Allora, cari amici, come si fa a porre una domanda durante questa diretta e ad ottenere risposta? Tanto per cominciare, scelgo sempre in ordine casuale, quindi non in ordine d'arrivo, e prevalentemente hanno la priorità le persone che per la prima volta pongono la loro domanda. Questo perché è un tempo democratico, aperto a tutti. Seconda cosa, è necessario che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, che venga formulata una domanda su un argomento preciso, quindi niente domande generiche, ma se per esempio dovete vendere casa, scrivete sono in attesa di vendere la casa, eccetera, venderò la casa, quindi date delle indicazioni mirate. Se la casa per esempio è in comproprietà con un'altra persona, mettete i nomi dei proprietari, ok? E le date di nascita, questo è importante. Ho fatto l'esempio della vendita della casa non per restringere il campo delle vostre domande, perché in realtà alle sibille, come delle buone amiche, è possibile chiedere qualsiasi cosa, e ovviamente un esempio, tanto per farvi capire come funziona. Però, proprio perché non abbiamo tempo, proprio perché il tempo è quello che è e desidero poter dare l'opportunità a più persone, più siete dettagliati e precisi nella vostra domanda e più chiaramente anche l'interpretazione diventa snella e rapida, ma non meno precisa ed efficace. Bene, detto questo, mi raccomando, se ponete la vostra domanda, questa è l'ultima cosa, l'ultimo requisito, non lasciate il canale, perché poi mi capita di chiamarvi e dopo 2, 3 volte che chiamo il vostro nome devo passare ad un'altra persona, quindi si perde tempo e quindi è una mancanza di rispetto, mettiamola così, non solo verso voi stessi e all'occasione che vi viene data, ma anche alle altre persone che invece magari sono rimaste e per una serie di motivi, tra cui il destino, il fatto, la fortuna, non sono state chiamate in prima battuta. Quindi mi raccomando, usate bene questo spazio e questo momento. Detto questo, molto velocemente dico anche agli amici che arrivano da Facebook che prima di entrare nella diretta devono passare dal gruppo, quindi vedete cosa compare in sovraimpressione, Facebook user, salve. Salve o regina, madre di misericordia. Salve amica o amico Facebook. Purtroppo devi uscire dalla diretta, quindi lo dico a tutti gli amici del gruppo Facebook, siccome manca questa autorizzazione in automatico che avviene nello scambio dei dati sensibili, quindi il vostro nome account, ma occorre autorizzarlo, dovete uscire dalla diretta, andare nel gruppo e lì nel post che annuncia l'inizio o comunque la diretta dovete cliccare prima il link in azzurro www.streamyard.com/Facebook
Cliccando questo link si apre una finestra, all'apertura della finestra dovete confermare l'autorizzazione su una specie di pulsante orizzontale sull'azzurro, quindi largo quasi quanto tutta la pagina. Fatta questa autorizzazione potrete chiudere questa pagina che si è aperta, tornare dentro la diretta. Quindi fatto questo passaggio che si fa una tantum, non occorrerà più ripeterlo, sarete a posto anche per le successive dirette. Bene. Credo di aver detto tutto e di poter cominciare a dare risposta, ma mi raccomando, se amici di Facebook fate questo passaggio. Bene, allora intanto ci tengo a salutare tutti gli amici che sono collegati, quindi cominciamo: Sabrina, Sole Viola, beh, anche l'amico Facebook che, o l'amica Facebook che era in sovraimpressione, Stefania, Paola, Luisa, Sabrina, Fabiano, altra Paola, Maia, Denise, Shaima. Bene. Allora, mi raccomando però, ho detto dovete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, altrimenti è come fare un non lo so, così, tanto uno spettacolo fine a se stesso. Invece con i vostri dati attingo le scie energetiche, quindi invece di guardare chissà chi attraverso un nome utente di fantasia, guardo proprio voi e quindi credo che vogliate una risposta interessante, non basata sul caso, altrimenti tanto vale aprire un libro a caso, buttare giù l'occhio, leggere la prima riga che vi salta agli occhi e avrete una risposta. Alla fine, anche in questo modo, otterrete una risposta dal destino. Quindi, però, se consultate me, vi chiedo questo. Bene, andiamo però con ordine, proviamo a rispondere a qualcuno a cui non ho ancora mai dato risposta. Vediamo un po'. Sabrina. Allora, Sabrina, 21 marzo dell'80, single con un figlio. Avrò una storia stabile? Bene, Sabrina, allora io ti ho chiamata. Sabrina arriva da uno dei canali YouTube, quindi Sabrina, per favore, se hai sentito la tua domanda e il tuo nome, scrivimi gentilmente che sei presente, così procedo a rispondere, altrimenti, come ho detto, salterò. Benissimo, brava Sabrina, c'è. Perfetto, allora, Sabrina, 21 marzo dell'80, single con un figlio, vediamo cosa ti riserva a livello sentimentale il prossimo periodo. Allora, un attimo solo che tolgo un po' di impicci e cominciamo. Allora, chiaramente il taglio comincia già ad avvisarci di alcune cose. Per cominciare, riconosce la tua posizione e qui ci dice che avvengono e sono in corso oppure a breve inizieranno delle conoscenze, delle novità, scambi oppure probabilmente quelle conoscenze virtuali, quel tipi di rapporti che nascono proprio o sui social o tramite comunque i mezzi telefonici. Allora, vediamo intanto con ordine. Allora, ascolta, Sabrina, non è per il momento, quindi gli sviluppi del prossimo periodo non parlano di una relazione stabile, sebbene in questo momento la linea del presente ci dice che c'è in corso qualche corteggiamento, qualche situazione che offre delle possibilità, probabilmente qualcuno nuovo ha cominciato a farsi avanti e questo magari ti fa anche immaginare qualcosa di più. Ma cominciamo di nuovo con ordine. Quindi io vedo che nella linea del passato si è riavvicinata a te una persona, ma fondamentalmente il suo riavvicinamento ha comportato nuove lacrime, quindi secondo me hai deciso di concentrarti sulla tua famiglia e sulla tua casa, quindi al momento, anche se quindi di recente deve esserci stata anche qualche contatto con persone lontane, quindi non per forza qualcuno sul posto. Quello che si vede è che al momento, te l'ho detto, c'è qualcosina in ballo, però guarda, come si sviluppa questa cosa non è tanto positiva, perché effettivamente, sembra
o che ci siano delle gravi incomprensioni causate da divergenze caratteriali, oppure la cosa peggiore è che possa esserci comunque non solo in ballo tu con questa persona, ma magari un'altra persona che gira e gravita intorno alla vita di, questo diciamo questa nuova conoscenza o questo flirt che hai in questo momento. Quindi devo dirti che, questa cosa un po', crollerà, come dire, all'improvviso, quindi non è una cosa che darà segnali, ma, chiaramente quello che si vede è che successivamente una persona che fa già parte della tua vita o una persona del tuo passato, che comunque si prende cura di te e ci tiene a te, è possibile che compaia contemporaneamente con con un altro uomo. Allora, o è un uomo che tu conosci, ma un bravo uomo che ha un figlio, quindi un figlio un po' più che adolescente, quindi si vede questo ragazzo a seguito, oppure comunque una tua conoscenza probabilmente, ti presenterà, più candidati, quindi potrebbe non essere padre e figlio, quindi un uomo che è padre, ma potrebbero essere contemporaneamente un uomo che è già pronto, diciamo così, anche ad una relazione e nello stesso tempo un uomo giovane. Quindi magari sono 2 candidati, anche se secondo me, così a intuito, un padre con un figlio. Quello che si vede nell'esito però mi fa capire che ci saranno un po' troppe interferenze. Probabilmente potrebbe trattarsi di una ex moglie o comunque di una persona che è vicina a lui e questo purtroppo causerà talmente tante difficoltà e confusione che alla fine, preferirai non continuare. È chiaro che questa cosa avrà degli strascichi per un periodo, potrebbero essere anche strascichi di pettegolezzi, di curiosità, di chiacchiere, anche di nervosismi che questa situazione ti lascerà. Quindi io non vedo nell'immediato lo sviluppo di un qualcosa di stabile. Non significa che non avverrà niente, ma non per come lo desideri. Al momento non è ancora il periodo, o almeno così raccontano le sibille. Ok, Sabrina? Allora, vediamo un po' un'altra domanda. Vediamo un pochino di rispondere a un'altra domanda. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto, beh, grazie, faccio vedere un commento che probabilmente da altri canali hai escluso quello, della diretta, magari non si legge, però io ringrazio per questo complimento, quindi grazie. Riconosce appunto che le ho descritto tutta la situazione della casa, quindi grazie. Se avrò tempo, visto che comunque hai avuto già una risposta, risponderò anche a te nuovamente, se non in questa diretta, sicuramente in futuro non mancherà. Ma come ho spiegato all'inizio, mi sta a cuore poter dare una risposta a quante più persone possibili, soprattutto quelle nuove che non l'hanno mai avuta. Allora, vediamo Mary. Mary, se ci sei, dammi subito conferma della tua presenza. E vediamo un po', Mary. Ci sei, Mary? Mi raccomando, io quando vi chiamo spero, al di là delle connessioni, ecco Mary c'è, ha scritto che c'è, che siate pronti nel confermarmi la vostra presenza, così rispondo subito. Allora, vediamo un po' come, in che misura, in che modo Claudio pensa a Mary, visto che chiede se pensa con nostalgia, vediamo intanto se ti pensa e la qualità del suo pensiero verso di te. Va bene? Quindi Claudio, 28 marzo del 65, nei confronti di Mary, 9 gennaio del 76. Vediamo subito. Allora, senti, se dovessi analizzare la qualità del pensiero
attraverso queste 2 carte ti direi che non ha più disponibilità nei tuoi confronti, ma in realtà io percepisco, o comunque ho la sensazione che a causare grossi problemi sia invece o un figlio che ha o comunque un uomo giovane vicino a lui. Quindi in realtà la mia sensazione è che comunque qualcosa abbia causato. Allora Mary, io probabilmente considera che mi hai giusto fatto quella domanda, non so in che misura, in che modalità vi siete frequentati, da che esperienze pregresse siete arrivati, non te lo chiedo, eventualmente lo puoi integrare di tua spontanea volontà, ma quello che si vede adesso nella linea del passato è che questa persona comunque abbia tentato un riavvicinamento, probabilmente o alla compagna, alla moglie, e quindi per un periodo, anche se, ha continuato coltivare questa amicizia, comunque, sembra che, abbia, comunque, non dico scelto né preferito, perché sono termini brutti, però un'altra figura che comunque nutre un sentimento per lui e per la quale comunque è ricambiata, abbia giocato un ruolo nella linea del passato. Ora lui compare così, artista, sacerdote, dottore malinconia. Sicuramente lui è in una fase in cui, rielaborando determinate scelte o quello che è stato del vostro rapporto, ha una visione che cerca di razionalizzare. Per quanto è chiaro che la sua curiosità e il suo interesse, non siano andati perduti, visto che comunque c'è la carta della nostalgia, della malinconia. Quindi è chiaro che lui ogni tanto pensa e ti ripensa con nostalgia, ma è anche vero che in questo momento sembra molto, preso da cose che deve sistemare. Quindi c'è da capire che tipo di cose da sistemare, potrebbero essere legali, potrebbero essere legate agli, impegni che già precedentemente, prima ancora del rapporto con te, lui aveva preso, e quindi tutto il cumulo, il monte di responsabilità, senza, dimenticarci anche che comunque è molto, vulnerabile al giudizio. Quindi diciamo che è comunque nello stesso tempo anche fermo nella sua posizione, quindi sebbene lui rianalizzi molte cose con distacco, comunque prova nostalgia. Tuttavia, ehm, vedi anche il suo pensiero lo porta comunque a restare fermo. Quindi in ogni caso non gli vedo degli slanci particolarmente importanti o che dettino un cambiamento nel prossimo periodo. La tua domanda non è sicuramente volta al sapere quello che farà, ma quanto più che altro la natura dei suoi pensieri. Effettivamente ci sono, ma lo vedo frenato, fermo e anche rinunciatario. Quindi secondo me si consola col fatto che è giusto così, è meglio così. E tra l'altro ti devo dire che insomma c'è una persona, molto pericolosa vicino a lui, pericolosa per lui sicuramente, quindi lui si sente sicuramente in una forte difficoltà o magari, questa persona è in grado di causargli dei problemi, di minacciarlo a qualche livello, quindi fondamentalmente è come se ehm, giustamente, tutte le sue motivazioni sono anche, quindi nei tuoi confronti, nei confronti di quello che è stato, sono comunque continuamente alimentate da questa figura. Quindi secondo me, ti pensa, ma se mette in confronto i rischi e fa quindi un semplice bilancio vantaggi, pro e contro, vantaggi e svantaggi, io lo vedo nella grande difficoltà e quindi è una cosa conclusa, okay Mary? Mi dispiace ovviamente, però, questo è quello che sembra, almeno per i prossimi tempi. Poi, come ripeto, le sibille rispondono sicuramente agli sviluppi del prossimo periodo, salvo appunto indicazioni più specifiche nella domanda, quindi non è detto che sia una cosa permanente, ma al momento è così. Bene.
Allora, vediamo un pochettino quindi di rispondere a un'altra domanda. Vediamo per esempio, ehm, pu-pu, un nome che non ho ancora sentito. Allora questo, Paola. Allora intanto chiedo conferma come sempre. Paola, ci sei? Mi scrivi per favore se ci sei? Paola che chiede per suo figlio Christian. Vediamo un po' se c'è, altrimenti passerò. Mm, Paola mi sa che non c'è. Allora proviamo a rispondere a un'altra persona. Ah no, no, Paola ha scritto che c'è. Bene, benissimo, ok. Procediamo allora con Paola che chiede se suo figlio Christian, 12 ottobre 88, riuscirà a vendere i suoi mezzi, moto e auto che ovviamente ha messo in vendita. Vediamo se riuscirà. Ok, Paola, per il figlio Christian, 12 ottobre 88. Mamma mia, allora, certo che il taglio esalta un momento di grossa difficoltà. È una situazione che sicuramente non si aspettava e probabilmente anche un insieme di cose che lo hanno travolto e messo in seria difficoltà. Adesso vediamo, però. Allora, io dico che comunque presto succede qualcosina, non essendo comunque cose, come dire, così impossibili da vendere, andando anche incontro a quella che è la bella stagione, è probabile che succeda qualcosa. Quindi vedo la partecipazione, la collaborazione, la buona volontà anche di persone che lui conosce. È chiaro che lui è preoccupato ed è preoccupato anche a fronte di una persona alla quale purtroppo deve fare attenzione lui, quindi al di là della vendita vera e propria, ok? Comunque ci sono le conseguenze della vendita perché comunque mi segnalano una persona che gli crea e gli causa serie difficoltà. Quindi una persona che può rivelarsi aggressiva o comunque che trama, che ha degli atteggiamenti di interferenza anche importanti. Ora, è chiaro che lui ha capito che questa è una via per risolvere alcune sue preoccupazioni, alcune sue afflizioni, quindi è chiaro anche che con ogni buona aspettativa, presa questa decisione, ha cominciato magari a pubblicare annunci e a muoversi. Io gli consiglio però, vedi nella linea del presente, c'è l'interessamento di conoscenze di tuo figlio Christian, quindi secondo me effettivamente fa bene a rivolgersi a qualche suo conoscente, magari qualcuno che si occupa anche di queste cose, quindi qualcuno che abbia già seguito trattative e che sia già un pochettino conosciuto in questo senso. Comunque ti ripeto che la cosa subirà delle interferenze, probabilmente questa persona gli sta molto col fiato sul collo, gli fa sentire tribolazione, però nel prossimo periodo, quindi superate queste afflizioni, queste tribolazioni, comunque vedo che magari con qualche ritardo, comunque la cosa si fa e anzi è possibile che si facciano avanti anche più persone, quindi quando c'è la carta della superbia per le questioni di affari generalmente è positivo, quindi è possibile anche che riesca, nonostante i ritardi e non subito, comunque a venderle in modo decoroso e appropriato. Per quanto riguarda però l'esito, comunque c'è questa donna che probabilmente non escludo che sia anche la nemica, che magari abbiano il ruolo della stessa figura in tempi e momenti diversi, perché
comunque compare questa donna che lo porta a riflettere, a trovare delle situazioni, delle soluzioni. Quindi probabilmente il fatto che lui, si fermi oppure debba bloccare questa persona, evidentemente fa parte poi delle conseguenze e anche delle cause per cui mette in vendita questi suoi mezzi di trasporto. Bene, detto questo comunque secondo me ce la fa, solo che sarà magari tentato di non far sapere niente, se potrà. O di non dico non dire la verità perché non porta a nulla, però magari, qualcosina. Mh, allora, cosa bene, rispondo vediamo adesso a un'altra domanda. Allora, vediamo. Ehm, Maya, quindi Maya, come devo mettere a posto come mettere a po va bene, allora Maya e Massimo. Maya ci sei immagino, perché ho visto che hai commentato da pochissimo, quindi suppongo che, tu ci sia, però dammi conferma se ci sei. Così che, procedo a rispondere. Maya? Okay, eccola qua. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, sicuramente la domanda è, posta nei termini di un consiglio, quindi vuoi sapere in che modo è possibile mettere a posto il rapporto tra Maya, cioè tu, 7 ottobre del '76 e Massimo, 18 febbraio del '75. Vediamo un po', in che modo ti danno consiglio le sibille, quindi quello che puoi fare, mettiamola così, per sistemare un po', il rapporto. Ogni tanto capita che salti una carta, beh, ti posso dire che, è già una carta di risultato positivo, è saltata fuori da sola, quindi darebbe l'idea che tutto sommato, hai già seminato tanto e che prima o poi raccoglierai comunque dei frutti, quindi vediamo. Allora, sai, questo è un momento di tormenti, si fa fatica a capirsi, ci sono tanti dubbi, sembra di dover prendere delle decisioni, ovviamente, parla anche di stati lievemente depressivi, non è sicuramente un buon momento del vostro rapporto. Cerchiamo di capire un po'. Allora, ma allora ascolta, la linea del passato, se io dovessi interpretarla con cosa è successo, ovviamente avrebbe tutto un altro senso e significato, ma siccome la tua domanda è posta in termini diversi, quindi un suggerimento di come comportarsi per recuperare il rapporto, beh, si parte con un riprendere il corteggiamento, prendervi nuovamente cura di voi e cercare di dimostrare la totale disponibilità, la voglia di stare bene insieme, eccetera. Quindi è normale che le coppie affrontino momenti di difficoltà e di crisi. E tra l'altro le crisi a volte sono rigenerative, non sempre nascono allo scopo di portare a conclusione o far morire un rapporto. È chiaro che i rapporti a volte così come le sementi che, raggiungono il terreno hanno necessità di morire da semi per rinascere come germogli, anche il rapporto a volte ha necessità di far morire gli aspetti del rapporto che non funzionano. Perché dico così? Perché c'è questo passaggio. La questione è che adesso ci sono tanti sospetti, la possibilità anche che insomma, nonostante il rapporto sia solido, le lacrime non mancano, le frustrazioni neanche, il fatto di essere anche, controllati, sorvegliati. Tu dirai: "Ma non era un suggerimento?" Sì,
il suggerimento è di dimostrare a fronte di ogni situazione di prova che tu vuoi questo legame, e quindi già questo dovrebbe dare un grande contributo nel rapporto. Le cose però, vedi, ci sono delle cose che verranno fatte comunque di nascosto. Ora qua c'è da capire chi, perché manca il soggetto, chi cerca di insinuarsi, quali sono questi cambiamenti, questi viaggi, queste cose che insomma avvengono forse anche durante o a ridosso di alcune partenze. Quindi diciamo che è giusto anche che alcune cose cambino e che vengano chiuse, definitivamente. Quindi qual è l'atteggiamento? L'atteggiamento che entrambi decidiate di porre fine a tutti questi sospetti e a queste cose. Quindi per quanto tu, da sola abbia capito che sia necessario fare qualcosa, bisogna che a fare qualcosa in una coppia siano in 2. Quindi è chiaro anche che nel prossimo periodo bisogna mettere proprio una parola fine a qualsiasi tentativo di intrusione da parte delle persone. Quindi di non lasciare campo libero a nessuno. Vale per te, vale per lui. Quindi, siccome, ripeto, manca il soggetto di questa frase delle sibille, però è vero pure che questo può indicare anche gli atteggiamenti di circospezione, le manovre di manipolazione. Quindi comunque nel prossimo periodo qualcosa deve cambiare, o vi piace o no, lo dovete fare per forza. E poi soprattutto bisogna anche, quindi non solo che qualcosa si ponga a conclusione, e quindi anche tutti i tentativi di persone, magari di farsi i fatti vostri, quindi occhio anche alle ingenuità, occhio anche alle persone che in un modo o nell'altro, con ogni pretesto e scusa, si intromettono nella vostra relazione. E poi sono carte di saper accollarsi i sacrifici, saper scegliere la cosa giusta, restare fermi sulla propria posizione, ma una posizione matura, che osservi e guardi la prospettiva delle cose e che sia posta nei termini di un giudizio che aiuta. Quindi reciprocamente, invece di accusarvi e recriminarvi delle cose, abbiate la forza di sostenervi e di capire insieme qual è la direzione che entrambi dovete prendere, perché è anche un momento in cui sembra che uno vada di qua e l'altro vada di là. Uno vorrebbe lasciarsi tutto alle spalle e l'altro ancora lì che accusa e sospetta. Quindi bisogna che entrambi vi guardiate in faccia e vi diciate: ok, così non si può andare avanti, o mettiamo un punto oppure ci rimbocchiamo le maniche e ci diamo un'altra occasione. E a me sembra che vi darete un'altra occasione. È chiaro pure che bisognerà lottare, perché io vedo che ci sono comunque delle difficoltà legate alla casa e legate o a un figlio o a più figli. Qua è chiaro che non so se ne avete uno, quindi bisogna capire. Comunque dovete fare fronte comune. È questo, ricordatevi che oltre che compagni di vita, marito e moglie o quello che è il vostro rapporto, siete anche una famiglia, perché la famiglia c'è scritta più volte che siete una famiglia, che c'è un'unione, quindi di fatto dovete ritrovare il vostro obiettivo o comunque ritrovare un po' un obiettivo comune. Non potrà sicuramente essere quello di anni prima, quando vi siete conosciuti, innamorati, eccetera. Deve essere un obiettivo nuovo che vi date. Se oggi avete dei problemi e delle difficoltà, che potrebbero essere anche di natura legale probabilmente, usateli per creare una nuova alleanza, cioè fra voi vi sostenete e vi aiutate, ma nello stesso tempo, ti ripeto, bisogna assolutamente fare qualcosa per smettere questo clima di sospetti, ma anche questo clima di apertura a tutte queste persone che a qualche livello cercano di intromettersi in quello che è il vostro rapporto. Quindi secondo me, ti ripeto, dovete essere fermi e determinati entrambi e dirvi cosa volete, uno dall'altra, okay? Quindi questo sicuramente, è il consiglio che vi danno le sibille. Bene. Allora, cari amici, io per questa sera vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che sono nuovamente disponibile martedì alle 19, sempre su questi canali.
Vi ricordo che comunque sono disponibile anche per colloqui privati, il mio numero di telefono scorre da tutta la diretta, quindi se avete desiderio di prenotare un vostro colloquio privato con me, scrivetemi al numero in sovraimpressione tramite Telegram o WhatsApp. Vi ringrazio di cuore e alla prossima settimana. Un abbraccio. Ciao!